Buongiorno e bentrovati all'edicola della provincia di Padova per oggi 16 maggio per Notizie Plus e TG Plus, insomma noi siamo 2B Plus e siamo qui per darvi le informazioni del primo mattino. Partiamo dai giornali naturalmente che siamo soliti controllare, vedere. La prima pagina del Mattino di Padova parla del trapianto di cuore da record. A Padova il primo intervento in Italia da donatore a organo fermo con una tecnica unica al mondo. Gerosa, il professor Gerosa dice salveremo più persone, si parla addirittura di un 30% in più di trapianti che si potranno eseguire grazie a questa tecnica, ma è una notizia che sta un po' su tutti i giornali. Questa si parla molto anche di politica oggi. Pizzo sindaca di Piove di Sacco, il centro-sinistra resta alla guida della città, conferme per Agostini, Mentani, Sicolotto e Volpani, ma ne abbiamo viste poi anche tante altre notizie. Vedete che anche il Mattino di Padova dedica una finestra, una piccola fotonotizia al sindaco di Treviso: trionfo di Conte, festa per il bis, Treviso resta roccaforte della Lega. Poi lo vedremo naturalmente anche su altri giornali dell'area trevigiana. Il basamento del Gattamelata è a rischio crollo, questo sul Mattino di Padova di oggi. Mentre sul Corriere del Veneto, Conte trionfa a Treviso, Vicenza in bilico, confermato il sindaco uscente, ringrazio 2 maestri, città berica al ballottaggio con il centro-sinistra avanti. Poi tante altre notizie che riguardano la politica, vedete il 64% di Conte a Treviso contro un 28,3% dell'altra area di sinistra, e poi altre cose, Possamai 46, Rucco 44, ma alla fotonotizia è dedicata al professor Gerosa, ancora per lo straordinario intervento a Padova, trapiantato il primo cuore morto, e lo scudetto che ce l'ha sempre Conegliano, che vince il suo 5° scudetto. Ora andiamo a vedere anche la prima pagina del Gazzettino. Boom Conte a Vicenza, vedete, e sotto Padova primo trapianto del cuore da un cadavere. È una notizia importante che si è vista, se ne è parlato un po' in tutto il mondo di questa cosa, soprattutto in Italia naturalmente. Poi notizie di cronaca, vedete, blocca il ladro preso a calci sulla testa dal complice. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Notizie Plus. Vedete anche da noi l'abbiamo pubblicato molto presto ieri questa notizia: trapianto da cuore fermo eseguito a Padova. C'è poi, tra l'altro, se cliccate qui trovate anche l'intervista intera alla professor Gerosa, dove spiega proprio passo passo quello che è stato fatto. Altre notizie di cronaca: un taccheggiatore incastrato dalle telecamere, e poi c'è la tigre dai denti a sciabola al Museo della Natura. È interessante capire anche le informazioni per vedere questa cosa. E vedete che anche poi nella prima pagina di Notizie Plus le scuole riapriranno il 13 settembre. Anche queste sono notizie che riportiamo noi. Bene, è tutto per la provincia di Padova, passiamo alle altre edizioni.